Domenica bisognerà farcela tutta per invertire la tendenza negativa che da qualche settimana la Fortitudo ha. Bah, sì, sicuramente al di là che nei risultati negativi dell'ultimo periodo entra ovviamente anche la Coppa Italia, che per fortuna non ha inciso, no, a livello di classifica di campionato, ma è comunque un risultato negativo. Dobbiamo avere una reazione, o quantomeno partire dalla reazione che abbiamo dimostrato a Rieti, dove per 26 minuti siamo stati avanti, abbiamo giocato anche delle fasi molto, molto buone, e quindi cercare di dare continuità, di togliere alcuni errori, alcune pause che nella partita di Rieti abbiamo avuto, anche se siamo consapevoli che Legnano sia una squadra di livello assoluto in questo campionato, viaggia nei primi 3 posti dall'inizio della stagione, quindi significa grande continuità e grande capacità di dare continuità alla loro qualità di gioco. Ecco, può essere che il fatto di giocare in casa sia positivo e si continui quella striscia positiva che solitamente ha caratterizzato parte del vostro campionato? Sì, me lo auguro, nel senso che continuiamo a essere la squadra che dopo Biella ha vinto di più in casa, ha la percentuale migliore di vittorie in casa, quindi è un fattore che dobbiamo cercare di sfruttare. In questo momento dobbiamo avere come puntelli positivi tutte queste situazioni che ci possono dare un po' più di convinzione e di serenità nell'affrontare partite anche difficili come sarà sicuramente questa. Come si spiega questi risultati negativi della Fortitudo? È una squadra che non è riuscita a trovare la necessaria continuità, è sempre stata capace di grandi, ma anche all'interno della stessa prestazione, di fare magari 25 minuti bene e magari in 5 minuti, oppure 30 minuti male, 28 minuti male e in 12 minuti ribaltare completamente una gara. È una squadra che in questo non ha trovato una maturità e una capacità di non avere flessioni, e questo è stato un limite un po' di tutta la stagione. Poi le motivazioni magari ci sono, magari le abbiamo analizzate, magari insomma a fine anno saranno con maturità oggetto di più attenta analisi. Oggi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni che siano immediate, che non siano a lungo termine, e quindi lavoriamo su questa linea. L'obiettivo è quello, l'obiettivo è di vincere la partita di domenica, trovando appunto quella tranquillità che ci ha caratterizzato. Sarà una partita importante, difficile, perché Legnano è una squadra tosta, ci servirà essere decisi, essere vogliosi di vincere. Ovviamente sarà importante anche l'apporto del pubblico, e noi siamo convinti di fare una buonissima partita.